buongiorno e benvenuti alla penultima giornata della settimana creativa organizzata dai ordini di scuola operanti sul nostro territorio. Ringrazio intanto la signora Antonietta che anche oggi ci allieta con la sua presenza, il professore Sergi che non solo rappresenta se stesso ma oggi è in qualità di vicario perché la nostra gente scolastica purtroppo è stata chiamata altrove per impegni interrogabili non potuto fare a meno, quindi si scusa, l'aveva già detto le colleghe avantieri che non poteva rimandare perché alle 10 doveva essere a Reggio e quindi con molto rammarico non può essere qui con noi, ma degnamente la rappresenta il nostro vicario, il collega Sergi. E allora, dicevo, siamo giunti al penultimo appuntamento della settimana creativa organizzata dai 3 ordini di scuola operanti sul nostro territorio. Sono state giornate dense di impegno che hanno permesso a tutte le classi di proporsi in vario modo, facendo conoscere ai genitori e agli altri alunni del plesso le attività che durante l'anno scolastico hanno portato avanti in modo creativo e laboratoriale. Ora tocca ai bambini di prima classe calcare le scene e dare il meglio di sé. La loro non è e non vuole essere una rappresentazione, ma una socializzazione di tutte le attività svolte in un anno di scuola. Le loro maestre le hanno prese in mano a settembre e piano piano, con i consigli del loro amico Topino Rudi, hanno esplorato e rappresentato nei vari linguaggi il mondo che li circonda. Hanno imparato a comunicare ed oggi si presentano a noi più sicuri, più autonomi e più competenti. Ve li presento in Io, piccolo esploratore nel mondo. Prego, si parla. Noi bambini della prima A e della prima B abbiamo sbaraccato la porta del mondo. Tante cose vogliamo imparare. E accompagnati da un piccolo amico, il Topino Rudi, ci siamo trasformati in piccoli esploratori desiderosi di conoscere, osservare, scoprire col corpo e con la mente cose nuove, le parole, i numeri, il tempo, lo spazio, la natura, il piccolo mondo in cui vivo, molto San Giovanni. Abbiamo iniziato il nostro viaggio imparando a usare i nostri sensi per osservare il mondo in cui viviamo. Abbiamo scoperto i colori delle stagioni, la forma e la dimensione degli oggetti. Con le orecchie abbiamo ascoltato il fruscio delle foglie, il cimettio degli uccelli, le voci, i rumori. Col naso ho sentito i buoni e i cattivi.
oggetti e materiali e abbiamo tante sensazioni: caldo, freddo, duro, morbido, liscio, ruvido. E con i sentieri e i consensi e la mente insieme. Bravo. Abbiamo visitato la casa delle vocali e delle consonanti e giocando con essa abbiamo imparato a leggere, a scrivere, a raccontare storie e fiabe e a intervistare i nonni sul nostro paese. Invece nella casa di Conto e Conto abbiamo conosciuto dei simpatici, i signori numeri che andando avanti e indietro sulla linea dei numeri ci hanno insegnato a contare, a fare le operazioni e a risolvere problemi. Esplorando tempo abbiamo scoperto che quando passano non tornano più indietro e trasformano le cose e le persone. Il terno era nuovo. Ora prima ero nato, ora sono un bambino, dopo sarà un uomo, infine sarà un vecchietto. Lo sai, ho imparato così a misurare il tempo col calendario e col diario. So orientarmi nel tempo. Ah, brava, hai imparato a usare bene. Esplorare lo spazio è stato tanto impegnativo. Abbiamo scoperto esseri che sono animali strani. E abbiamo fatto una grande scoperta. L'uomo organizza e trasforma lo spazio per soddisfare i propri bisogni, ma spesso mette in pericolo ambienti naturali e bambini, avete imparato a leggere e contare lontani nello spazio e tempo? Nel laboratorio abbiamo fare molte attività, a usare un colore, a costruire oggetti, a costruire cartelloni, faglie tecniche, a colorare, collare, tagliare immagini in ordine.
storia, non di soldi, ma di vi faremo ascoltare alcune canzoncine che ci hanno aiutato nei pericoli, nei divieti e negli ordini della faticosa ma gioiosa esplorazione della comunicazione orale e scritta.
lo sapete, e hanno scoperto tante cose, sono ricchezze. Ricchezze che permettono ai bambini di conoscere le loro radici. Abbiamo toccato la famiglia, le regole necessarie della famiglia. I figli non possono comandare in famiglia, i genitori non possono essere amici, devono essere genitori. Sono due cose differenti, sono cresciuti, hanno acquisito competenze a livello relazionale, a livello sociale, a livello di cultura. Noi siamo contenti, non è venuto pure a me, io dico che è venuta a me. I vostri bimbi lo insegnate l'anno scorso alla scuola materna con piacere, anche perché devo semplicemente dire che forse ho dedicato loro poco tempo nella mia condizione di insegnante prevalente in un'altra classe che impegna un pochino di più. Un altro anno avrò un altro insegnante di inglese, dedicherà loro più tempo, forse più attenzione, non so se più affetto, spero di sì. Ringrazio i genitori dei bambini di prima. Molti, pur non conoscendomi, comunque sono stati sempre gentili e garbati nei miei confronti. Ringrazio i bimbi di prima, li saluto didatticamente, che sono, vi posso assicurare, tra i più vivaci che abbia mai conosciuto in vita mia. Vivaci proprio. Ringrazio le colleghe di Mora, la signora Gianna Crea, la signora Bauli, la signora Nisida, Rosanna, perché hanno avuto sempre, devo essere onesta, nei miei confronti solo parole di affetto e stima. Quindi non sono è giunto il momento dover sostituire la direttrice nel saluto finale. Intanto vi dico che la direttrice ha una riunione di servizio, sapete, al fine maggio, altrimenti per i direttori, quindi possibilità di essere qua. Io ho avuto molto piacere, avremmo preso qua come il docente insegnante, ma non come vicare, perché parlare è sempre difficile, soprattutto quando è l'esito ufficiale, anche perché a me piace fare interventi allegri, non seri, però ecco, in questo momento forse sarebbe meglio stare zitti per continuare a sognare le cose che ci hanno detto i ragazzi della di Monte San Giovanni. Come avete notato quest'anno, per ordine, per dare anche la possibilità ai ragazzi di manifestare le proprie qualità, le colleghe loro hanno deciso di fare legge per classe, ed è una cosa veramente simpatica, quella che ha dato la possibilità a tutti di mettersi e di far vedere quanto hanno lavorato l'anno scolastico. Come avete visto, i ragazzi hanno preso tante cose che magari servono una volta elementare, alla fine ciclo, non so, i 6, la scienza, le scienze come il quinto elementare. I ragazzi giocando, ridendo, hanno scoperto effettivamente tantissime cose, che poi magari un anno fino alla fine del corso scolastico aprenderanno sempre di più. Quindi devo ringraziare le mie colleghe con le quali ho lavorato per 30 anni e quindi torneranno ad essere maestro tra maestre, perché io mi sento veramente maestro. In questi casi non è necessario citare grandi pedagogisti perché non mi saprei nemmeno nominarli, però mi piace nominare uno, in mezzo, che ha lavorato con noi per 40 anni. E diceva che non ci sono pedagogie e filosofie se non l'amore. L'amore è la sua dottrina. Scusate l'emozione, ma è una cosa sentita. E quando si insegna con amore è chiaro che si dà tutto ai ragazzi. Mi diceva una vecchiarella, ci diceva mia mamma quando io facevo le marachelle, Giovannuzza, botte e padelle fanno i migliori bene. È un insegnamento sempre attuale. Se qualche volta oltre allo zuccherino si dà anche uno schiaffetto, un rimprovero, è salutare e educativo, perché i ragazzi devono sapere tutto, devono provare tutto ed capire che nella vita non tutto è dovuto e non tutto è facile da conquistare, devono saper solo conquistare con sacrificio. E noi cerchiamo di dare anche queste indicazioni ai ragazzi, perché altrimenti avremo nella vita soltanto dei parassiti, gente che crede di poter avere tutto senza sacrificarsi. Quindi ragazzi,
con il loro sacrificio, con l'impegno di tutto il corpo insegnante, hanno raggiunto un risultato bellissimo. E con questa citazione io vi ringrazio e vi auguro un mondo di cose belle.